Un'inchiesta enorme e una procura piccola e dimenticata. Il grido d'allarme lanciato dal procuratore della Repubblica di Treviso, Michele Dalla Costa, mette in guardia risparmiatori e mondo politico con l'organico carente, oberata da oltre 4.000 fascicoli di pratiche davanti ai giudici di pace. La procura trevigiana rischia di non essere in grado di affrontare la mole di lavoro che l'inchiesta su Veneto Banca, che da Roma torna per competenza nella Marca, comporterà, con il pericolo di non rispettare tempi e scadenze, in una parola prescrizione. Il sindaco di Montebelluna, territorio simbolo dei fasti della popolare veneta così come della sua rovinosa caduta, non ne vuole neanche sentir parlare. No, è un'ipotesi che non si deve verificare. Io credo che le responsabilità devono essere acclarate e quanto pretende giustamente tutta la popolazione, non solo gli azionisti. Ma la carenza di magistrati a Palazzo di Giustizia è un dato oggettivo. Mancano PM, agenti di polizia giudiziaria, impiegati. Impensabile istituire un pool che segua quella valanga di dati e documenti. È bene che il Ministero crei una struttura di missione a questo punto che affronti solamente questa battaglia, perché la vicenda di Veneto Banca ha lasciato ferite enormi in questo territorio. Ci sono persone che hanno perso tutto e non solo, abbiamo un tessuto di impresa che oggi deve fare i conti con l'istituto di riferimento che ha un futuro che è ancora incertissimo. Ma altrettanto incerto è il destino di questa inchiesta se non si interverrà in tempo, dotando la procura degli strumenti di cui ha bisogno.